Un convegno, più di 30 incontri territoriali, oltre 200 infopoint e 50 unità mobili in tutto il Veneto per parlare di welfare integrato a cittadini, lavoratori e giovani. Sono i numeri della prima edizione del Veneto Welfare Day che si è celebrato qualche giorno fa, promosso dalla Regione Veneto e organizzato da Veneto Lavoro nell'ambito del progetto Veneto Welfare. Un'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte del welfare, confrontando i diversi modelli interregionali, ma tracciando anche opportunità di sviluppo. Parliamo di fondi pensione, ma dovremmo anche parlare di non autosufficienza. Noi siamo il paese che ha l'aspettativa di vita tra le più elevate, siamo secondi dopo il Giappone e noi non abbiamo alcuno strumento per una popolazione che invecchia e dovremmo avere grande sensibilità anche per i fondi sanitari. Quindi la prima cosa che un paese dovrebbe fare è quella di diffondere la conoscenza, quel che state facendo un po' voi oggi con questa giornata, che sia a livello di capoluogo sia a livello di capoluoghi di provincia cerca di avere una massima diffusione. L'evento principale è stato un convegno regionale a Venezia nell'aula magna dell'Università IUAV, con riuniti attorno allo stesso tavolo istituzioni e massimi esperti di welfare per confrontarsi sulle sfide della previdenza complementare e sanitaria e su esperienze virtuose di secondo welfare e welfare aziendale. Abbiamo affrontato anche l'altro welfare, cioè il welfare territoriale e quello aziendale, mettendo in evidenza come l'opportunità di usare gli accordi di welfare aziendale, se pensati in termini territoriali, consente questa opportunità di valorizzare a chilometro zero le presenze nel territorio che offrono servizi. Quanto vale questo mercato? Vale molto, perché potrebbe valere, si dice 20 miliardi, nella nostra regione potrebbero essere magari un miliardo di euro. Anche se fosse semplicemente 500 milioni di euro di nuovi consumi, di nuovi acquisti, di nuovi servizi, può rappresentare una cosa molto interessante per il nostro territorio. Abbiamo parlato di welfare in tutto il Veneto, con tantissimi soggetti più diversi: pubblico, privato, sindacato, associazioni di categorie, fondi di previdenza importanti, perché la nostra attenzione è rivolta a che cosa accadrà dopo la vita attiva di lavoro. Ci dobbiamo pensare adesso, questa è la risposta. Ci dobbiamo pensare anche con una nuova finanza che è molto più etica, sostenibile, molto spesso è territoriale, come l'esperienza che abbiamo in Veneto di Solidarietà Veneto. L'altro aspetto che è emerso con forza è che serve una governance regionale, serve un governo della regione che ponga l'attenzione sul fatto che la previdenza complementare, il welfare aziendale, il welfare territoriale devono diventare qualcosa di scontato, di comune. In Veneto c'è già un buon ecosistema e il prossimo appuntamento sarà ad ottobre, quando durante la settimana dell'educazione finanziaria ne parleremo soprattutto con i giovani.